Noi siamo legati al Custozza, direi in modo indissolubile, in quanto il nonno, assieme al papà, è stato il primo a chiamare Custozza il vino della zona. Dal 1848 la vite è presente in queste colline, come attestava il catasto asburgico del tempo, e con delle varietà che si sono ambientate e naturalizzate in questo posto, come la Fernanda, come il Trebbianello. L'uva viene assolutamente vendemmiata a mano ed è nato un prodotto che ha un'identità forte. La Fernanda ha un'espressione aromatica importante. Noi abbiamo cercato di andare a coglierla nel profondo e per questo abbiamo usato una tecnica mutuata da ciò che avviene nei paesi nordici, che è quella di aspettare che l'uva venga congelata. Noi chiaramente qui lo facciamo in modo tecnico e quindi impiegando dei sistemi di refrigerazione, ma l'obiettivo è proprio quello di andare a carpire le sfumature identitarie di questa varietà, che poi è ciò che secondo me dà carattere al Custozza. Il nostro DNA ci ha riportato in Valpolicella. Il nonno 50 anni fa imbottigliava il Recioto e una ventina d'anni fa abbiamo avuto la possibilità di comprare una tenuta a Marcellise, dove appunto abbiamo riscoperto i vini della Valpolicella. Salute papà.